e pace mace con pari e con mani. Storie fatte di pianto e pure riso, storie d'inferno, scusate, storie fatte di pianto e pure riso, storie d'amore, odio e antipatia, storie d'inferno, storie di paradiso, storie di desiderio e simpatia. Tanacità della nostra terra, che tutta la Sicilia sta lo mondo, se scatenò un giorno una gran guerra, c'è gente con lo cirivello fondo, un mascolo e una femmina corcate, vinciano lento di la gran passione, portarono voce in sorte svedaniate, e corpa di potenti in processione, portarono voce in sorte svedaniate, e corpa di potenti in processione. O mascolo è figlio di un dottore, la donna di un grandissimo avvocato, o ruffiano è un professore che ci prestano letto con reato, o medico ha la testa di ciuciolo, e invece l'avvocato lava il chioppo, o primo cerca all'auso con rasolo, mentre secondo è duro come un frutto. Non penso un attimo poveri figlia, che tengono un tocore la passione, cercano solo di spasciarci briglia, con cirivello ormai fuori stagione, si spinano a duelli due cretini, per lavare all'antico proprio onore, vanno magari usando dei nemici, lo povero ruffiano professore, vanno magari usando dei nemici, lo povero ruffiano professore. Ma i figli se la godono la storia, fanno l'amore a facce di sti scecchi, s'adorano e non hanno nulla a boria, e all'indo pace gli fanno sempre becchi. Mentre a sti imbecilli laureati ci sono sempre i soliti gentazzi che portano notizie scellerate per chi non sanno fare si so cazzi. Vanno prima e dicono: dottore, ha visto il vostro figlio già porcato, e allo secondo come un corpiscore, sua figlia insieme a chi era avvocato, sti dopo cozzi gialla sti parole, saranno all'aria fanno tante voci, come se ci dolissero limoni, e fanno in modi che si incroci, come se ci dolissero limoni, e fanno in modi che si incroci. Poi un giorno, da un piano assai spazioso, uno di fronte all'aucio sono parati, mentre lo sole guarda pacenzioso e ci darsi una passata tempolate. O primo grida all'aucio: Felizia, tuo figlio m'ha corrotta la picceriglia! E l'aucio, casoranno e babbalia, te scaccia testa come una nuciglia. C'è da spiegare a questo punto, i nostri lo sapranno, ma i turisti, mi pare che c'è qualche turista, i turisti forse non sanno che cos'era il leccasapone. Il casapone era il famoso rasoio, no? Vi ricordate? Siccome puliva la faccia dalla barba, leccavo sapone. In Sicilia, come dice Martoglio, usato per risse, ammazzatine e quant'altro. A un certo punto proprio lo dottore ne scino lucido le casapone, e l'avvocato do la mazzetore lo guarda a facci e non si scompone. Un passo all'uno fanno l'imbecille, guardando senza facci come lupi, gli occhi suoi fanno le scintille, le facce l'hanno brutte di le come, gli occhi suoi fanno le scintille, le facce l'hanno brutte di le come. Eccoli là, li vedete? Uno di fronte all'altro, pronti a scannarsi. Bene va avanti, figlio de bottana, ci dice lo dottore arrancando. Poro Tomacia via una bella dana, l'avvocato ci grida e va scattando. Arrivano da un coppa lo contatto, se sconciano le lame di putella, fanno tante spesegge e dall'impatto le armi stome senza cirivella. Un medico i salama e van funnanno, mentre un giurista con una mascia vuota si va do corpo e il botta va parando, si gira e insicca lama come un rota. C'ha un braccio c'ha se lo dentro di un dottore che c'ha balleccate, mentre arriva suo figlio meschinetto, ma i coso ormai avanti
si sono arrivati, la femmina e afferra l'avvocato, dicendoci paciuzzo che fascisti, per un puntiglio l'hai assassinato, la vita pena fissaria rompisti, per un puntiglio l'hai assassinato, la vita pena fissaria rompisti. C'è colpa non di professore, grida con filivoce quotidiano. Ragione hai, risponda lo dottore, i sanno lo terra l'avvocato. Ora vediamo sto cosa fatosa e ce ne diamo una bella impagliata, perché la sua azione fu schifosa mettendo in atto la ruffianata. I due nemici ora s'allearono, li pazzi l'avvocato e lo dottore, e amato lai picciotti ci spiegarono che non ci vuol parente professore, vanno a cercare un povero cristiano, da non c'è colpa di relazioni, che i suoi figli hanno pili mano e ci ognuno una brutta lezione, che i suoi figli hanno pili mano e ci ognuno una brutta lezione. Così, senza né vivere e mangiare, o professore paga la sanzione, ma Idro li denunzia e li fa attaccare facendoci le chiudere in prigione. E che finisce la storia, amici cari, senza volere di non dolenti, tenete buono sti parola male, tenete salvate in talamenti, ma se volete fare le contigli, è vecchio che vi state recitati, se poi ci sono mezzo pure i figli, state lontani sti malancerati, se poi ci sono mezzo pure i figli, state lontani sti malancerati. Grazie, grazie, grazie. Siamo molto contenti di avervi